Buongiorno e bentrovati all'edicola della provincia di Treviso. Partiamo subito dalla tribuna di Treviso come facciamo tutti i giorni. Mom, arriva la stangata, studenti fino a 800 euro rincari delle tariffe. Dal 20 al 33% dal 1 luglio pesano gli aumenti dei costi di gestione. Le ditte non trovano autisti. Ricerche con volantini porta a porta, nonostante tanti incentivi ancora il problema rimane. Imprenditore e carabinieri indagati per la lite in caserma, troviamo a lato pagina, e nella fotonotizia centrale l'Electrolux ha approvato il piano da 110 milioni di investimenti. Ne parliamo anche noi nelle nostre pagine. Addio a Cosso oculista nella casa di cura di Monastir. Proprio altre notizie di lato, prima giunta in consiglio del Conte bis riparte, apre il museo con i tesori locali, appello di Marcon agli industriali. Le torture dei poliziotti, 5 arresti, 17 indagati, un po' su tutti i giornali troviamo questa notizia, ma andando a vedere sul Gazzettino vedete che Mestre, la ragnatela della droga, 26 arresti. Con questo grande mega blitz dei carabinieri ci sono stati 26 arresti, molti controlli anche in molte altre province. Verona, shock in questura, accusati di tortura 5 agenti. Questa è una notizia che rimbalza di qua e di là. Migranti, l'Unione Europea dia risposte. Il presidente dell'Europarlamento: per molti cittadini è il problema primario, dobbiamo risolverlo, lo sappiamo anche noi naturalmente. Immortalato da una fototrappola, c'è un altro orso avvistato nelle prealpi trevigiane, e di Electrolux si parla ancora anche sul Gazzettino. Andiamo a dare un'occhiata anche al Corriere del Veneto. 5 arrestati per tortura, Verona altri 18 trasferiti, quest'ore dura indagare su colleghi ma la polizia è trasparente. Nella politica c'è un Tosi che dice la sua: il reato va rivisto, più garanzie ai poliziotti, la sinistra chiede subito bodycam sulle divise. Tosi sarebbe una bella testimonianza da sentire anche per i nostri approfondimenti. Nell'Electrolux invece, nella fotonotizia centrale, firmato l'accordo in fabbrica, entra il timer, blitz antidroga, un fermato si uccide purtroppo. E poi lì c'è un'inchiesta, telefono molesto, telemarketing selvaggio, multe a 4 società, quelli che ti chiamano continuamente per venderti delle cose. Si parla ancora di PNRR, il Veneto passa l'esame, arrivano altri fondi. Andiamo a vedere su Notizie Plus di Treviso, vedete che anche qui si parla di Electrolux, c'è l'accordo, 110 frigoriferi l'ora e investimenti per 110 milioni, presentato robe da matti l'8 giugno, lezioni di follia, tutto il resto. E poi potete andarlo a vedere sul resto delle pagine, vedete simulatori per la pediatria e la formazione, ne arrivano 8. Interessante anche questo articolo, che poi all'interno delle pagine di TG Plus, anche in questa di Treviso, potete andare a vedere con calma.